Oh, allora, ancora andiamo avanti sul tema della legalità. Roberto, lei accennava ai candidati, questo è un tema cruciale poi, no? Come dimostrano tutti i fatti e gli scandali a livello locale soprattutto. Roberto le chiede, sono uno dei tantissimi ricercatori italiani costretti all'espatrio. Attualmente vivo e lavoro in Svizzera, ma seguo con molta partecipazione la politica italiana. Convinto che uno dei problemi più gravi dell'Italia sia la diffusa mancanza di legalità, ho spessissimo sostenuto l'Italia dei valori. Nelle ultime elezioni ho votato Ratti, famoso per essere passato dall'altra parte per motivi che paiono essere tutt'altro che nobili. Ho vissuto questa cosa come un vero tradimento. Non crede allora che sia necessaria una selezione molto più attenta e rigorosa dei candidati? Ecco, lei lo ricordava prima, anche i suoi non hanno brillato molte volte, assolutamente no? Sì, qualcuno mi ha detto, fai evidenziare che a noi si possono leggere sul palmo di una mano o due mani i nostri che hanno, e dico no, non corre questo, che non ci si può giustificare dicendo che a noi capita un caso ogni tanto, agli altri tutti i giorni. Basta non è una buona difesa. Basta uno, certo. Basta uno, quindi non me lo sentirete dire questo. Il concetto è questo, che sul piano tecnico tu non riesci a sapere quello che hai di fronte se non quel che ti dicono le carte. Se fosse possibile, sul piano umano, sapere chi hai di fronte, non esisterebbe l'istituto del divorzio, perché chi è che si sposa sapendo che deve divorziare? Non lo farebbe nessuno. Quindi è chiaro che ci sono dei tradimenti successivi che tu non puoi conoscere. Io finora come mi sono comportato? A tutti i miei ho sempre chiesto il certificato penale e il casellario dei carichi pendenti, il casellario penale, il certificato penale e i carichi pendenti, perché è detto non dovete avere problemi con la giustizia. Di più, ai miei che sto chiedendo, il caso Lazio con Maruccio lo dimostra, se per caso viene cuccato anche con avvisi di garanzia, ti dimetti e vai dal tuo giudice a farti giudicare. Le posso leggere una domanda che è arrivata proprio adesso che riguarda questa questione, ma non le farà piacere. Marcellino Feligini. Credevo molto in lei, probabilmente questo mio affetto era legato a quando era un magistrato di mani pulite. Certo. Ora però credo che non voterò più per lei a causa delle persone di cui si è circondato. Torniamo su questo tema. Se un capogruppo non riesce a vedere il marcio nelle proprie file, come potrà debellare il marcio nel resto del paese? Chi è corrotto non può essere intransigente con i ladri, essendo lui stesso ricattabile. E mi rivolgo proprio a te che hai scritto. No, ma mi rivolgo proprio a te. Se tu, quando ti sei sposato, se sei sposato, sei sicuro che è andato tutto bene, ma a fianco a casa tua, vicino tra i parenti, tra gli amici, avrai qualcuno che ha sbagliato a sposarsi perché ha trovato la persona sbagliata o no? Come fai a saperlo? Però a me non basta dire questo, non potevo non sapere. Siccome però, io ho notato, ha fatto il caso prima il signor Razzi, allora prendete il caso di questo Razzi. Questo Razzi non è uno che faceva politica e veniva dalla Prima Repubblica, è un operaio magazziniere di un'impresa meccanica, quindi non ci azzecca niente con la politica. Certo. È una persona che ha fatto sempre l'emigrante, una persona che ancora 15 giorni prima che se n'è andato via, davanti alle televisioni ha detto: sono venuto a dirmi di passare dall'altra parte, e mi volevano addirittura dare dei soldi, ma manco morto io posso tradire un partito in cui credo nella legalità. 15 giorni dopo l'ha fatto. Quindi voglio dire, nell'animo umano imperscrutabile, che cosa si può fare di più per evitare di sbagliare? La prima cosa che io chiedo è della differenza dell'Italia dei Valori rispetto agli altri partiti. Noi può capitare una mela marcia, ma se ci capita lo mettiamo fuori. Se marcia non lo candidiamo, e se marcisce durante il mandato lo mettiamo fuori dal partito e gli diciamo di andare dal giudice a farsi giudicare. Quindi c'è una bella differenza, gli altri che lo mandano in Parlamento e noi che li vogliamo andare a San Vittore e che comunque li allontaniamo dal partito. Però sto facendo una cosa di più, perché mi sono cervellato anch'io. Cosa posso fare di più? Mica gli posso fare il pentotal, che posso fare? E ho trovato una soluzione: ditemi se siete d'accordo e aiutatemi. Quindi è un appello che rivolgo. Cosa succede? Che quando ci si candida, per esempio alle prossime politiche, ci sarà un giorno in cui si presentano le candidature. Si presentano le candidature in Lazio, non so, 80 candidati, si presenta il giorno, lunedì, domani. Allora io 20 giorni, 30 giorni, cioè prima delle candidature, faccio le paracandidature. Cioè cosa faccio? L'elenco. Io dico a tutti, chi si deve candidare con l'Italia dei Valori, sappiate che non scade il 1° dicembre, ma scade il 1° novembre. E tutte le metto in rete e scrivo alla rete le pubblicazioni di nozze, ce l'avete presente? Così voglio fare, le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni di matrimonio per candidarsi con l'Italia dei Valori, d'ora in poi. Li candido prima, li metto in rete e poi mi rimetto
Perché tutto sommato non è sbagliato quello che ha fatto Sacra Romana Chiesa, fare pubblicazioni di matrimoni per vedere se qualcuno ha da dire qualcosa su questo matrimonio che non sa da fare. Se qualcuno ha da dire che c'ha qualcosa su questo matrimonio che non sa da fare, aiutatemi di più a sapere, perché quattro occhi vedo meglio di due. Ma non potete dire, come dici tu, come Marcellino, come dici tu non potevi sapere che quello che c'hai di fronte, io più che prenderlo incensurato, più che prenderlo immacolato, più che prenderlo giovane, più che prenderlo nel caso dell'Azio, dell'Azione Cattolica, da dove lo devo prendere?